benvenuti a tutti a Tibet This Week, un servizio settimanale in lingua italiana che riporta le ultime notizie riguardanti il Tibet, Sua Santità il Dalai Lama e l'amministrazione centrale tibetana. Guardiamo ora i titoli delle notizie principali. Sua Santità il Dalai Lama e l'amministrazione centrale tibetana si congratulano con il nuovo presidente degli Stati Uniti. Sua Santità il Dalai Lama raccomanda di resistere con coraggio durante la pandemia. Sua Santità il Dalai Lama afferma che l'autostima e la speranza sono i fattori determinanti per la sopravvivenza. L'amministrazione centrale tibetana compiange la morte di Shurmo, il tibetano autoimmolatosi. Il rapporto annuale della Commissione esecutiva del Congresso sulla Cina preoccupa a causa dell'aumento delle tattiche repressive in Tibet da parte del governo cinese. I frontliner tibetani prendono parte alla prima fase della vaccinazione di Covid-19 in India. Il rappresentante Tashi Phuntsok informa il parlamentare Kogolati del Tibetan Policy and Support Act. Associazioni indiane esortano il proprio governo a rinnovare la sua Tibet Policy. Il Kalon della religione e della cultura prende parte alla conferenza per la pace dei buddisti in Asia. Sua Santità il Dalai Lama ha scritto al presidente Biden per congratularsi con lui per essere diventato nuovo presidente degli Stati Uniti d'America. Sua Santità il Dalai Lama ha espresso il suo apprezzamento al presidente Biden per aver dato la priorità alla questione del cambiamento climatico e ha riposto la sua fiducia nel contributo degli Stati Uniti per costruire un mondo più pacifico. Anche il presidente dell'amministrazione centrale tibetana, Isikyong Lobsang Sangay, si è congratulato con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e la vicepresidente Kamala Harris e ha espresso la speranza che la nuova amministrazione continui il saldo supporto degli Stati Uniti per il Tibet e il popolo tibetano. Il presidente del Parlamento tibetano in esilio, Pema Jungmei, ha espresso il suo ottimismo per il discorso fatto precedentemente da Joe Biden nel settembre dello scorso anno, impegnandosi a sanzionare gli ufficiali cinesi responsabili delle violazioni dei diritti umani in Tibet e rinnovando il suo supporto per il popolo tibetano. Congratulandosi con la prima vicepresidente donna Kamala Harris, il Sikyong ha dichiarato che la sua ascesa alla seconda carica più importante in America come prima donna e come prima donna di colore è un avvenimento rivoluzionario e il suo divenire la donna di grado più elevato nella storia del governo americano segna una nuova era per le donne della politica e leadership globali. Mercoledì scorso Joe Biden ha presentato giuramento di mandato al Campidoglio degli Stati Uniti a Washington DC come 46esimo presidente degli Stati Uniti. Questo venerdì Sua Santità il Dalai Lama ha interagito con gli studenti della British School a New Delhi per parlare degli argomenti benessere e resilienza. Also the courage or self-confidence. And mainly I think scientists and doctors now should, as you see, as now, they should put a lot of effort. So, if something happen, lose courage, that's the real failure. When we face some problem, we must develop our determination, our courage, and fight. So I just want to firstly thank those specialists, and I want to urge them, they must work hard as before. Rispondendo ad una domanda riguardo ai modi per affrontare l'attuale minaccia che le persone devono affrontare a causa della pandemia di Covid-19, Sua Santità ha ammirato l'impegno dei lavoratori in prima linea e ha consigliato a tutti di resistere con coraggio e fiducia in se stessi. When this illness also gradually disappear, then I'm very, very eager to go to Delhi and meet some of the professors or students like Jawaharlal Nehru University and some other university. I'm very, very eager, you see, to discuss
and some professors, educationists, they say how to revive ancient Indian knowledge in modern India. So I'm very, very determined to discuss. Now, modern India, I think the modern education in this country introduced by Westerner. So you now should think more about, you see, ancient Indian own knowledge and then combine the modern education in ancient Indian education. That I feel very important. So, thank you. Goodbye. Thank you. Bye-bye. In una conversazione della scorsa domenica con un docente della Harvard Business School e i suoi studenti riguardo a leadership e felicità, Sua Santità il Dalai Lama ha affermato che la fiducia e un senso di speranza ci donano la volontà di vedere le nostre vite come utili e significative, una fonte di forza interiore che alla fine conduce alla pace della mente. Il professor Arthur Brooks, che insegna un corso di leadership e felicità alla Harvard Business School, ha svolto il ruolo di moderatore dell'incontro, alla cui fine gli studenti erano coinvolti in una sessione di domande e risposte con Sua Santità il Dalai Lama. L'amministrazione centrale tibetana ha osservato un momento di preghiera per la morte di Shurmo, un tibetano autoimmolatosi in Tibet a causa delle pesanti restrizioni sulle informazioni che entrano ed escono dal Tibet. La notizia della morte di Shurmo era emersa solo la scorsa settimana, più di 5 anni dopo la sua autoimmolazione per protestare contro le politiche repressive della Cina in Tibet. Shurmo è uno degli ultimi dei 155 tibetani che si sono autoimmolati in una travolgente onda di autoimmolazioni che è iniziata nel 2009, come conseguenza delle proteste su scala nazionale del 2008 contro la Cina. La morsa del governo cinese in Tibet ha portato i tibetani all'interno del Tibet a ricorrere a misure estreme per protestare contro le politiche e le pratiche che minacciano la loro identità e portano all'annichilimento della cultura. Nel suo rapporto annuale del 2020, la Commissione esecutiva del Congresso sulla Cina ha evidenziato le sue preoccupazioni riguardo all'aumento delle tattiche repressive del Partito Comunista Cinese, come l'intimidazione delle critiche, la censura di Internet, delle accademie del giornalismo e l'interferenza in governi e città stranieri. Come nei decenni passati, la Commissione esecutiva del Congresso sulla Cina ha osservato che non ci sono stati progressi sulle negoziazioni formali tra i rappresentanti del 14° Dalai Lama e il Partito Comunista Cinese. La Commissione esecutiva del Congresso sulla Cina ha realizzato il suo rapporto annuale basato sugli eventi tra il 1 luglio 2019 e il 1 luglio 2020, soffermandosi sulle sue raccomandazioni al Congresso e al Presidente degli Stati Uniti, sulla base degli sviluppi della legge che regola le condizioni e le norme dei diritti umani in Cina. La comunità tibetana in India ha preso parte nella prima fase dell'immunizzazione pan-indiana, iniziata il 16 gennaio in base alle priorità di assistenza sanitaria e lavoratori in prima linea. Mentre aggiornava la stampa giovedì scorso, Tsering Tsamachö del Concilio Centrale di Medicina Tibetana ha spiegato che il governo non ha emesso alcun mandato di vaccinazione, lasciando che essa sia una decisione individuale. Ha informato che è stata emessa una guida di precauzione relativa alla vaccinazione e che ulteriori questioni possono essere chiarite dallo staff della sezione del centro di salute e dalle parti interessate. In risposta alle preoccupazioni in merito agli effetti collaterali del vaccino, il dottor Zundwe che ha affermato che effetti collaterali minori potrebbero persistere per 2 giorni e si presenterebbero entro la prima mezz'ora immediatamente successiva alla vaccinazione, la quale sarà monitorata dallo staff del luogo. Eseguono le vaccinazioni 10 membri dello staff dell'ospedale di Delek, 81 membri del personale del distretto sanitario del monastero di Mungtok e 10 addetti sanitari del distretto sanitario di Miao. Nessuno ha riportato di effetti collaterali. I rispettivi stati governativi in India stanno adottando disposizioni per i residenti tibetani, alla pari dei cittadini indiani.
Il rappresentante Tashi Phuntsok ha portato all'attenzione del parlamentare federale belga Samuel Kogolati gli atti significativi passati al Congresso degli Stati Uniti, rispettivamente il Reciprocal Access to Tibet Act e il Tibet Policy and Support Act, illustrando gli elementi basilari importanti degli atti durante il loro incontro a Wentling, l'istituto buddista Hui in Belgio, avvenuto lo scorso sabato. All'incontro era anche presente Lama Tsuepa di Wentling. Il parlamentare Kogolati è stato anche informato nel dettaglio dei recenti sviluppi sulla questione del Tibet da Tashi Phuntsok. In seguito all'approvazione del Tibetan Policy and Support Act degli Stati Uniti, uno dei maggiori gruppi di supporto del Tibet in India, l'Indo-Tibetan Friendship Association, ha esortato l'India a seguire l'esempio. Durante la cerimonia di felicitazione ospitata dalla Indo-Tibetan Friendship Association di Dharamshala dello scorso sabato, il presidente dell'associazione, Sri Ajit Neria, ha invitato il governo indiano a rivedere la sua politica relativa al Tibet e a dare la spinta necessaria allo sforzo degli Stati Uniti per respingere la Cina. Il consigliere dell'associazione, Subhash Neria, ha invitato il governo indiano a conferire il Bharat Ratna, il più alto riconoscimento civile dell'India, a Sua Santità il Dalai Lama. I Sikyong dell'amministrazione centrale tibetana, Lobsang Sangay, i capi dei 3 pilastri della democrazia tibetana, il vicepresidente del Parlamento tibetano in esilio, i commissari della giustizia, i Kalon, i capi dei corpi autonomi, i membri del Parlamento tibetano, il presidente dell'Indo-Tibetan Friendship Association, Ajit Neria, l'ex presidente della Indo-Tibetan Friendship Association, Ajay Singh Mankotia, il vice sindaco della corporazione municipale di Dharamshala, Onkar Neria, i consiglieri della Indo-Tibetan Friendship Association, Ram Swarup e Subhash Neria, erano tra i partecipanti della cerimonia. Il Kalon, il venerabile Karma Gelek Yutok del Dipartimento della Religione e della Cultura dell'amministrazione centrale tibetana, ha partecipato virtualmente al 13° meeting del Concilio esecutivo della Conferenza per la pace dei buddisti in Asia, organizzata giovedì scorso dal Centro Nazionale della Conferenza per la pace dei buddisti in Asia dello Sri Lanka. Nel suo discorso il Kalon ha espresso le sue opinioni in merito al bisogno di contemplare profondamente le 3 cause fondamentali: la causa del globo, la causa del Buddha Dharma, la causa dei buddisti, e poi di collegarle sapientemente. Ha poi aggiunto che il resto verrà da sé. Questa era l'ultima notizia. Noi di Tibet TV vi ringraziamo e vi diamo appuntamento alla prossima settimana.